6 anni di reclusione a Giorgio Angarano, il 73enne legale rappresentante della Vulcano Solfatara SRL. L'ha deciso il Tribunale di Napoli nell'ambito del processo sulla tragedia avvenuta il 12 settembre 2017. Quel giorno persero la vita i coniugi di Meolo, Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il figlio Lorenzo. Il giudice ha inflitto anche una multa di 172.000 euro alla società e la confisca dell'area. Assolti invece per non aver commesso il fatto altri 5 soci. La famiglia Carrer precisa che nessuna sentenza potrà mai ridare loro Massimiliano, Tiziana e Lorenzo, e nessuna sentenza potrà mai ridare al piccolo Alessio la propria famiglia. Comunque prendono atto che questa importante sentenza pone fine a una dolorosa e lunga causa penale, dato che la posizione risarcitoria è stata già definita da molto tempo. La sentenza è stata emessa dopo 4 ore di Camera di Consiglio dal GUP, che ha anche condannato Angarano all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzino si era avvicinato alla zona della fangaia per scattare una foto, precipitando in seguito all'apertura improvvisa di una voragine. I genitori hanno tentato di salvarlo, ma sono stati inghiottiti a loro volta e storditi dai gas del sottosuolo. Secondo il legale della famiglia è una sentenza equilibrata e significativa. Sono state infatti integralmente accolte le richieste della procura. La famiglia Carrer si auspica che le logiche del profitto non debbano mai più a prevalere sulle logiche della sicurezza, e noi di Studio 3A con loro.